Nell'ambito della revisione degli obiettivi sulle emissioni climatiche, il Partito Popolare Europeo è impegnato a ridefinire gli obiettivi appunto di emissioni e quindi ad eliminare le ETS o comunque a ridurre la portata che non ha comportato un miglioramento nella neutralità climatica, ma ha aggravato soltanto il peso, gli oneri, non soltanto degli autotrasportatori, ma anche del comparto degli armatori. Alla fine le sanzioni che vengono applicate agli armatori servono soltanto per essere ribaltate sia sui fruitori ma anche sui consumatori, creando dei costi eccessivi e un insopportabile costo per il consumatore finale. In questo senso il Partito Popolare Europeo vuole invece guardare a delle alternative come l'utilizzo del biofuel, che potrebbe essere una seria alternativa per ridurre appunto le emissioni climatiche. Siamo al lavoro, riteniamo che la nostra famiglia politica europea, appunto il Partito Popolare, può fare molto e può dare una risposta a questi territori, soprattutto insulari, che soffrono più degli altri di costi di distanza. Devo ringraziare l'onorevole Falcone che ci ha destinato e dedicato praticamente tutta la mattinata per comunicarci delle importanti evoluzioni che dovrebbero da qua, speriamo entro giugno, se non azzerare completamente ma minimizzare gli effetti negativi dell'applicazione delle tariffe ETS sui noli marittimi. Speriamo, siamo confidenti perché comunque, ripeto, l'onorevole Falcone è stato molto tassativo, determinato da questo punto di vista qua, si dovrebbe riuscire a ridurre, come ho detto in precedenza, i maggiori oneri che fino ad oggi, mi riferisco agli ultimi 2 anni, le imprese sarde hanno dovuto sostenere per i costi di imbarco. Costi di imbarco che hanno determinato comunque maggiori oneri che di fatto hanno messo fuori mercato non solo le aziende di trasporto regionale, le aziende che operano in Sardegna, determinando maggiori oneri a carico dei contribuenti sardi.